L'obesità è una vera e propria pandemia, e non solo negli Stati Uniti. Anche in Europa si registra una percentuale di obesi in aumento. L'Italia si attesta al 10% della popolazione. L'incremento maggiore riguarda l'infanzia. All'ospedale di Arzignano, Ulsotto Berica, c'è un centro di riferimento per la cura di quella che è una patologia causa di sviluppo di malattie cardiovascolari, diabete e anche neoplasie. Uno studio scientifico ha dimostrato che una persona in notevole sovrappeso vive mediamente 7 anni in meno rispetto a un normopeso. Non si può prescindere dall'istituzione di un centro multidisciplinare, questo l'invito a tutti i pazienti ad andare dove esiste un centro multidisciplinare. Lì ci lavorano diversi professionisti, il nutrizionista, lo psicologo, figura molto importante, l'endoscopista, il fisiatra, il medico dello sport, palestra della salute, il chirurgo. Tutti questi lavorano insieme per arrivare ad un percorso che potrà essere non chirurgico o chirurgico a seconda delle caratteristiche del paziente. Se il percorso fosse chirurgico, ovviamente ci sono gli interventi indicati in base al tipo di obesità. In Italia facciamo più di 20.000 interventi di chirurgia bariatrica all'anno e quindi l'esperienza è abbastanza ben consolidata. Funziona che esiste un filtro di primo livello che sono i medici di medicina generale che sono stati molto sensibilizzati da noi anche con organizzazioni di congressi, attività di informazione e quindi filtrano il paziente perché una parte importante c'era la prevenzione. Se il paziente ha bisogno invece di uno step di secondo livello viene inviato al nostro centro dove viene preso in carico e viene inserito in questo percorso che comprende tutte le varie professionalità fino ad arrivare a una soluzione la migliore per lui. La chirurgia bariatrica non è la soluzione valida per tutti, anzi è adatta solo al 20% dei pazienti. Le soluzioni oggi sono soprattutto quella nutrizionale e farmacologica. E l'insieme di queste due soluzioni dà oggi risultati buoni in una discreta percentuale dei casi. Poi ci sono invece i pazienti che non rispondono assolutamente a questo tipo di profilo. Le nuove molecole sono farmaci di fascia C a pagamento, ma l'effetto è notevole. I farmaci oggi sono molto efficaci, quindi certamente il ricorso alla terapia medica unita alla terapia nutrizionale, terapia perché chi dimagrisce molto deve essere seguito in follow-up in maniera molto attenta. Si possono avere dei danni importanti. Io direi che le 3 parole sono dieta, attività sportiva ed eventualmente farmaci. Deve esserci una grande motivazione psicologica, perché proprio per questo motivo è uno dei problemi è proprio la motivazione psicologica, sapendo che poi chi risulta vincente vince in maniera definitiva perché viene recuperato alla famiglia, alla società e i risultati sono in questo senso eccezionali. Come evitare l'effetto yo-yo del recupero del peso? Sia in caso di chirurgia bariatrica che in caso di terapia nutrizionale, uno dei problemi è la ripresa del peso. La ripresa del peso deve essere seguita in follow-up da chi fa parte del centro perché è uno dei problemi grossissimi. Il mantenimento del peso, non tutti sanno che il calo del peso corporeo importante negli obesi scatena una tempesta ormonale. Quando uno tenta di recuperare il peso, deve lottare contro un sistema ormonale che sta dicendogli no, tu stai facendo una cosa sbagliata. Quindi è molto importante essere seguiti da professionisti in questo senso.